Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri e informati, questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi di lunedì 20 febbraio 2023. Mauritius, in previsione dell'imminente passaggio del ciclone tropicale Freddy, le autorità mauriziane hanno diramato un'allerta di classe 3, pericolo grave, in tutto il paese. L'aeroporto internazionale di Mauritius è al momento chiuso, fino alla data da destinarsi sono previsti forti venti fino a 280 km/h e è fortemente sconsigliato uscire in mare e si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti. Brasile, in ragione delle piogge torrenziali che hanno colpito il litorale nord dello stato di San Paolo e degli smottamenti di terreno che hanno interessato molte vie di collegamento, si sconsiglia di recarsi sulla costa da Jaraguá a São Sebastião fino al completo ripristino della viabilità e comunque si raccomanda di informarsi sulla percorribilità delle strade prima di intraprendere una eventuale trasferta nella regione. Slovenia, aggiornamento Covid-19. Dal 19 febbraio le autorità slovene hanno eliminato tutte le misure restrittive per l'ingresso nel paese. El Salvador, le competenti autorità salvadoregne hanno prorogato per la 11ª volta consecutiva e fino al 15 marzo 2023 lo stato di emergenza per fornire alle locali forze di polizia di implementare le misure di sicurezza contro la criminalità locale, in particolare le Maras. Tali misure hanno al momento portato a una significativa disarticolazione delle predette organizzazioni e prodotto finora un miglioramento della situazione securitaria in tutto il territorio salvadoregno, in particolar modo nelle zone turistiche del paese. Si consiglia di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali e di seguire gli sviluppi della situazione attraverso i mezzi di comunicazione disponibili, incluso il sito web e l'account Twitter dell'Ambasciata d'Italia agli indirizzi www.ambsansalvador.esteri.it e @Italy in Salvador. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare Sicuri Informati. Vi ricordo che le notizie sono tratte dal sito viaggiaresicuri.it. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare Sicuri e Informati.